Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo subito le notizie principali di oggi. Uccise la madre a coltellate sulle scale di casa lo scorso luglio. La Corte d'Assise d'Appello per i minorenni di Catania conferma la condanna a 16 anni di carcere per il figlio quindicenne reo confesso dell'omicidio di Valentina Giunta. Mafia, 30 anni fa la strage di Via dei Gergofili a Firenze apriva la stagione delle bombe contro i monumenti. Il ricordo di quell'epoca e i misteri ancora irrisolti nelle parole dei magistrati. Ilaria Capo a Palermo per diventare socia onoraria della Società Italiana di Storia della Medicina. La nota virologa tranquillizza tutti sulla nuova ondata di Covid in Cina. Noi siamo più protetti. Ripulire le spiagge e differenziare la spazzatura grazie all'intelligenza artificiale di un robot. Il prototipo realizzato dall'Università di Catania, protagonista di un flash mob alla playa contro i rifiuti. Gli studenti del liceo catanese Galileo Galilei trionfano al concorso Made for Science a Torino e si aggiudicano il primo premio da 75.000 euro. Servirà per la realizzazione di un biolaboratorio all'avanguardia. Buonasera dal nostro telegiornale. La Corte d'Assise d'Appello di Catania ha confermato la condanna a 16 anni di carcere per il quindicenne che ha ucciso la mamma, Valentina Giunta, nel quartiere di San Cristoforo a Catania. La vittima ventenne colpita a coltellate sulle scale di casa. Giusy Lazzaro. Un figlio che uccide la madre a coltellate. Arriva la condanna della Corte d'Assise d'Appello per i minorenni di Catania, che accogliendo la richiesta della Procura ha confermato 16 anni di carcere per il quindicenne reo confesso dell'omicidio della madre, Valentina Giunta, di 32 anni, assassinata nella sua abitazione il 25 luglio del 2022. Il minorenne aveva confessato il delitto durante l'udienza per la convalida del suo fermo, eseguito il giorno dopo il delitto dalla squadra mobile della Questura che ha indagato sul caso. Una storia complicata quella della donna che si era separata dal marito in carcere e cercava di rifarsi una vita, allontanandosi da quel quartiere San Cristoforo, portando con sé il figlio di 10 anni. Il quindicenne non aveva mai accettato questa decisione, anzi le sue visite in carcere dal padre avrebbero alimentato il suo rancore, finito con l'accoltellamento sulle scale di casa. La sentenza di primo grado, che lo aveva riconosciuto colpevole di omicidio aggravato, era stata emessa il 23 gennaio, conclusione del processo celebrato col rito abbreviato. La famiglia della vittima si era costituita parte lesa. Gravissimi gli elementi indiziari, aveva sottolineato la Procura dei minorenni di Catania, scoperti durante le indagini che ricostruivano l'omicidio maturato in ambito familiare. Nell'ordinanza si leggeva che il ragazzo negli ultimi mesi viveva con la nonna paterna, lasciando la casa della madre, nonostante la stessa avesse mantenuto un atteggiamento protettivo verso il figlio, a fronte delle ostilità alimentate dalla famiglia del padre, detenuto da tempo per gravi reati, anche contro la persona. Un'altra notizia di cronaca: il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha disposto la scarcerazione di Salvatrice Spataro e dei figli Mario e Vittorio Ferrera, concedendo per loro la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Erano stati condannati in via definitiva a 9 anni di reclusione per l'omicidio del padre Pietro avvenuto a Palermo il 14 dicembre 2018. Secondo la ricostruzione del delitto, la donna, esasperata dall'ennesimo episodio di violenza subita al culmine di 20 anni di abusi, prese un coltello da cucina e colpì il marito. Ne seguì una violenta colluttazione interrotta dall'arrivo dei figli che per difendere la madre colpirono ripetutamente il padre con dei piccoli coltelli. A 30 anni esatti dalla stagione delle bombe mafiose contro il patrimonio artistico, cominciato con l'attentato in via dei Georgofili a Firenze, è costato la vita a 5 persone. Abbiamo ripercorso con le parole dei magistrati Luca Tescaroli e Ignazio Fonso il ricordo di quel che accade in uno dei periodi più bui della storia d'Italia. Natale Bru. Sono passati 30 anni. Il 27 maggio del 1993 la strage di via dei Georgofili a Firenze inaugurò la stagione delle bombe mafiose contro i monumenti. Per quell'attentato sono stati condannati gli esecutori e chi li armò, ma la caccia ai mandanti occulti non si è mai fermata. A Firenze ci sono ancora fascicoli aperti e indagini non concluse. Ci sono ancora i nomi di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri scritti sul fascicolo dell'inchiesta sui mandanti delle stragi del 93 e del 94, un'inchiesta prorogata più volte dal giudice per le indagini preliminari su richiesta dei magistrati della Procura di Firenze. Luca Tescaroli da tempo segue gli sviluppi. Oggi ricorda.
L'aggressione rappresentò il momento di massimo pericolo per la nostra democrazia, che venne profondamente ferita, e l'attacco è stato sicuramente l'attacco più grave posto in essere da Cosa Nostra, che non si era mai verificato in precedenza, per concentrazioni di stragi, per obiettivi colpiti e luoghi prescelti, per modalità di esecuzione, per numero di morti e feriti e di danni creati, che fece capire a tutti gli italiani che nessuno poteva più ritenersi sicuro nemmeno a casa propria, come in tempo di guerra. Delle stragi lontano dalla Sicilia del 1993 forse se ne è parlato un po' meno di quelle Falcone e Borsellino del 92. Quelle compiute a Firenze, Roma e Milano non si accomodano nella narrazione rassicurante dei mafiosi cattivi che uccidono i magistrati buoni, ma poi alla fine arrivano i buoni e il bene prevale. Le immagini degli attentati ai monumenti fanno pensare più alla sovversione politica che alla vendetta mafiosa. Ecco perché adesso ci si auspica di conoscere sino in fondo cosa avvenne realmente in quegli anni. Ignazio Fonso è procuratore aggiunto a Catania. Rispetto all'anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio vi è stata magari una minore rilevanza mediatica della ricorrenza. Ciò non toglie che si tratta di fatti gravissimi per i quali sono stati celebrati processi che hanno portato alla condanna definitiva degli autori a 18 ergastoli. Si tratta di individuare ancora gli eventuali mandanti occulti o comunque coloro che hanno suggerito e rafforzato la volontà stragista di Cosa Nostra nel 1993. È un lavoro ancora lungo, un percorso lungo, sperando che non sia e non rimanga uno dei tanti misteri d'Italia, senza verità preconcette, che si riesca a trovare anche in questo caso coloro che hanno organizzato e ideato questi fatti gravissimi che hanno attentato alla nostra democrazia. Grave incidente stradale sulla Palermo-Agrigento tra Bolognetta e Misilmeri. Nello scontro tra due auto e un mezzo pesante è morta una donna di 87 anni, Giuseppina Costanza. Altre due persone, il figlio 44enne della vittima e un'altra automobilista di 21 anni, sono rimaste ferite e si trovano in gravi condizioni. Ilaria Capua, virologa di fama internazionale, diventa socia onoraria della Società Italiana di Storia della Medicina. Questa mattina la cerimonia di consegna al Don Bosco di Palermo. Un'occasione per parlare anche della nuova ondata di Covid che sta colpendo la Cina e lanciare un invito al governo. Marco Gullà. Protagonista nella lotta alla pandemia, la nota virologa Ilaria Capua oggi a Palermo ha ricevuto dalla SISM, Società Italiana di Storia della Medicina, una delle associazioni scientifico-culturali più antiche d'Italia, il diploma di socio onorario. Un riconoscimento di prestigio per il grande lavoro che Ilaria Capua ha fatto in particolare negli anni di emergenza pandemica. Il suo contributo è stato fondamentale. Sono molto contenta di essere qui al Don Bosco stamattina, perché parlare ai ragazzi è uno dei modi per creare delle generazioni più consapevoli. E i ragazzi sono la nostra forza e quindi cercherò di convincerli che il nuovo approccio che dobbiamo avere alla salute è quello di una salute circolare. La Società Italiana di Storia della Medicina, che è la più antica società scientifico-culturale d'Italia, ha deciso di dare la membership di socio onorario alla professoressa Capua, perché nella lunga vicenda del Covid si è dimostrato come nel passato una delle persone che più ha lottato con risultati positivi. E sulla lotta al Covid la Capua entra nel merito di una nuova possibile ondata del virus, considerato anche che in Cina i casi stanno vertiginosamente aumentando. In Italia siamo molto più protetti di quanto non lo siano i cinesi, e quindi io, prima di preoccuparmi, cercherei di capire che cosa sta succedendo lì, ma comunque noi abbiamo avuto accesso ai vaccini e in Cina
non hanno avuto così tanto accesso. Abbiamo farmaci, abbiamo diagnostici, abbiamo un armamentario che 2 anni fa non c'era e che in Cina, se non altro per i grandissimi numeri che ci sono in Cina, perché sono 1.400.000 abitanti, quindi solo a vaccinarli 2 volte sono 2.800.000.000 di dosi di vaccino, ecco, loro fanno un po' più fatica. Poi una raccomandazione al governo. Non ci possiamo dimenticare delle malattie infettive. Le malattie infettive erano state un po' relegate a, aree di investimento e di ricerca minoritarie, perché si pensava che ci sono i vaccini, ci sono gli antibiotici e invece non funziona proprio così. Quindi investire in sanità pubblica e nel controllo delle malattie infettive. Ilaria Capua tornerà a Palermo martedì prossimo. L'Università degli Studi di Palermo le ha infatti conferito la laurea magistrale honoris causa in medicina e chirurgia. Un sistema robotico per ripulire le spiagge, il progetto realizzato dagli studenti e i docenti dell'Università di Catania, testato questa mattina alla Playa, grazie all'intelligenza artificiale riesce a riconoscere e differenziare i rifiuti. Eva Spampinato. Quello che vedete è un sofisticato robot di ultima generazione in grado di aggirare ostacoli, geolocalizzarsi, riconoscere pericoli e differenziare rifiuti. Oggi è entrato in azione alla Playa di Catania, nell'arenile dell'ex Lido Università, ed è diventato la star del West Mob, un flash mob contro i rifiuti promosso dall'Ateneo Catanese, a cui hanno partecipato studenti e docenti. Oggi più che mai, vedendo quelli che sono i problemi legati alla corretta gestione dei rifiuti, al tentativo di ridurre la produzione dei rifiuti soprattutto, è chiaro che l'università non può restare a guardare. Il prototipo, sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria Elettronica ed Informatica dell'Università di Catania all'interno di un progetto Italia-Malta, grazie all'intelligenza artificiale e al deep learning riesce a catalogare i rifiuti. Oggi applichiamo queste tecnologie non a scopi puri di ricerca, come potrebbe essere l'esplorazione di Marte, oppure a scopi prettamente industriali, ma applichiamo la robotica a un principio ambientale, cioè la raccolta dei rifiuti e la differenziazione dei rifiuti. Il robot come fa a differenziare, ad accorgersi che un oggetto è di plastica o di vetro o di altra natura? Sì, il robot ha una telecamera e poi un sistema di calcolo con una rete neurale, un sistema appunto di apprendimento automatico che è stato addestrato prima su dei modelli di rifiuti e quindi riesce automaticamente a riconoscere se si tratta di una bottiglia di plastica oppure se si tratta dello sfondo di un oggetto di legno, di una lattina, e quindi riesce a fare una classificazione. Può essere, tra l'altro, il fatto che sia addestrato può addestrarsi in continuazione e quindi sempre migliorare le sue prestazioni. Trionfa al Med for Science di Torino, il liceo scientifico di Catania Galileo Galilei, aggiudicandosi il primo premio, porta a casa un premio da 75.000 euro per la realizzazione di un biolaboratorio all'avanguardia. Emanuela Corsi. Allora, il primo premio è stato dato ad un progetto perché ha individuato un problema reale e rilevante per l'economia agricola del territorio, offrendo una possibile soluzione logica e riproducibile in laboratorio, le cui ricadute potranno anche generare nuove conoscenze sull'interazione fra diversi microrganismi. Vince la challenge 2023 del Med for Science, il liceo scientifico Galilei di Catania! È l'abbraccio dei 5 studenti catanesi con i professori alla finalissima di Torino del concorso nazionale Med for Science, che premia la passione per le scienze, dove il liceo scientifico Galileo Galilei si è aggiudicato il primo premio di 75.000 euro, sbaragliando la concorrenza di altri 7 istituti selezionati in tutta Italia. Era ripartito in 20.000 euro in nuove strumentazioni, 30.000 euro in arredi nuovi e 25.000 euro in materiali consumabili per essere utilizzati nei prossimi 5 anni. Il team ha condotto uno studio dal titolo Per un pugno di arance, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Agraria, su come garantire la conservazione del prodotto agrumicolo tipico del nostro territorio attraverso l'uso di competitori naturali che contrastano la formazione delle muffe.
In questo modo evitiamo l'uso di pesticidi e sostanze chimiche, sostituendo queste sostanze con un lievito del tutto naturale estratto dal mosto. Evitando l'utilizzo di pesticidi possiamo utilizzare un metodo assolutamente ecosostenibile che quindi non solo preserva la salute dell'uomo ma anche la salute dell'ambiente. Uno studio che avrà importanti ricadute economiche sul comparto agricolo e agrumicolo. Grazie al primo premio di 75.000 euro, l'Istituto Catanese realizzerà un biolaboratorio all'avanguardia. I ragazzi del Liceo Scientifico Galilei di Catania potranno finalmente applicare le conoscenze di biologia, di chimica e di scienze in una modalità nuova, quella proprio della chimica molecolare, della biologia molecolare, della ingegneria genetica, cose veramente d'avanguardia in un liceo. Una bella eredità che viene lasciata alle nuove classi e alle nuove generazioni. Certamente, questi ragazzi che hanno compiuto questa impresa l'hanno fatta perché loro sono ragazzi in uscita, la maggior parte, l'hanno fatto proprio per quelli che vedete qua, che sono i ragazzi che verranno dopo, quindi i nostri ragazzi del futuro. Il biolaboratorio sarà pronto a settembre e sarà fruibile dagli studenti già a partire dal prossimo anno scolastico. Presentata all'Angelo Musco di Catania la stagione 2023-2024, un nuovo e ulteriore rilancio dello storico teatro con un cartellone all'insegna dell'allegria. Vediamo. Prosegue con grande energia e ulteriori impulsi lo storico teatro Angelo Musco di Catania. Mentre nel weekend vanno in scena le ultime repliche dello spettacolo di chiusura della stagione 2022-2023, il sipario resta alzato e i riflettori si accendono sulla stagione 23-24, la terza firmata da Carlo Auteri e Mario Fraello, che hanno voluto salvare dall'oblio il memorabile teatro di Via Umberto. Oltre 1000 abbonati e contiamo di crescere, oltre ovviamente agli sbigliettamenti, alle persone che sono venuti spettacolo dopo spettacolo. 12 gli spettacoli in programma nella stagione che si aprirà ad ottobre. 10 faranno parte del cartellone della tradizione, altri 2 rappresentano la novità della sezione Teatro in Musica, con Mi amerò lo stesso di Paola Turci e con Siria il suo omaggio a Gabriella Ferri. Ce ne sarà un po' per tutti i gusti e dopo il successo della scorsa stagione, che è stato, questo è un teatro che è riaperto da poco ed immediatamente ha avuto un riscontro di pubblico molto importante e quindi quest'anno speriamo di aumentare ancora di più la presenza del nostro pubblico catanese che ci ha seguito con tanto affetto. Col compito di far divertire, protagonisti del cartellone della tradizione saranno i beniamini del pubblico siciliano. Eccoli improvvisare per noi battute e gag. Abbiamo il compito, ma più che il compito abbiamo la missione, ma più che la missione abbiamo l'impegno, ma più che l'impegno abbiamo... Che abbiamo? Abbiamo almeno, io racconto, abbiamo la miseria che rischiamo di finire sotto un ponte, capisci? Sono collegati, quindi abbiamo, però teatralmente ci arricchisce questa cosa. Sì, arricchisce tutti quanti, infatti se ci guardiamo bene nelle tasche siamo ricchi. E non lo sappiano tu. E quindi? Non può parlare perché è un attore di peso e di spessore e ha voluto me vicino in quanto collega di peso e di spessore. Sosteniamolo Gino, sosteniamolo che è diviso. E a me vedete con chi Matteo, con qua è con Matteo, avete visto? Però una cosa è certa, che siamo una bella squadra, è vero o no? Perché c'ha con Ma perché c'ha Ma perché c'ha con Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, non mancate. Bentornati, siamo allo sport. Catania a un passo dal ritorno nell'elite del volley. Dopo 26 anni la città può ritrovare il massimo campionato. La Saturna neopromossa in A2 è in procinto di rilevare il titolo sportivo di Vibo Valencia. Tonino De Mano. Dalla A3 alla Superlega, dal doppio successo contro Casarano al doppio salto di categoria con la Saturnia del padrone Luigi Pulvirenti, pronta ad acquisire il titolo sportivo di Vibo per tornare nella massima serie di volley. Sono ore febbrili sull'asse Sicilia-Calabria con l'obiettivo di perfezionare la trattativa, tra l'altro ben vista dai vertici federali che ritroverebbero una piazza importante come Catania. Basti pensare che il Sud è rappresentato solo da Taranto. Il ritorno nell'elite nazionale riporta alla mente
i fasti di uno sport che ha scritto pagine importanti ai piedi dell'Etna e il ricordo porta inevitabilmente alla mitica Paoletti, campione d'Italia 1978, prima squadra siciliana a conquistare lo scudetto in uno sport di squadra. Un vanto per l'intero meridione, un blocco, quello della Paoletti, che agli ordini del professor Carmelo Pittera, anch'egli catanese, fu l'anima del Gabbiano d'Argento, la nazionale azzurra capace di conquistare uno storico secondo posto ai mondiali di Roma 78, cedendo soltanto all'Unione Sovietica dopo aver eliminato Cuba in semifinale. Immagini sbiadite, foto in bianco e nero, ritagli di giornali e biglietti, in questo caso vedete la sfida con il CSKA di Sofia, che rievocano match di un glorioso passato, sfide memorabili come la semifinale scudetto della Pozzillo Catania, che nel 1988 affrontò ad armi pari la Panini Modena di Julio Velasco, una storia di successo anche in campo femminile con l'Alidea della professoressa Pizzo e delle figlie Donatella e Tiziana, campione d'Italia nel 1980, una tradizione che passa attraverso grandi nomi come quelli di Nello Greco, Nino Cuco, Massimo Castagna, Ugo Conte e Cantor, già Valdo Cantor, condottiero di una Saturnia che dopo aver conquistato la promozione in A2 punta alla Superlega. Dopo 26 anni Catania è pronta così a riappropriarsi della Serie A1. Per l'ufficialità bisognerà attendere qualche giorno, esattamente il 31 di maggio, quando la Saturnia ha annunciato una conferenza stampa per sancire il ritorno di Catania nell'elite del volley. E per stasera dal nostro TG è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.